Eccoci arrivati al Sami Shop, trovato per caso lungo la strada, ma giurerei che è lo stesso in cui mi ero fermato 21 anni fa con il camper. I classici TP simili a quelli dei nativi americani, TP del popolo Sami. Andiamo dentro a vedere cosa c'è di bello. Cinzia si è già fiondata all'interno appena ha visto che vendevano souvenir eccetera. Eccolo qui, il fuoco al centro del TP col brodo di renna che si può assaggiare. C'è scritto lì i coltelli, il boss sempre presente, una renna viva, assolutamente docile, non si muove un pelo, si può accarezzare, va bene per i bambini, non è imbalsamata, è viva, vivissima. Poi souvenir a non finire. Cinzia si sarà già persa qua in mezzo, dovrò farla chiamare attraverso l'altoparlante per rintracciarla. Cinzia, where you are? Eccola trovata, ma neanche mi risponde, cioè proprio non mi caga neanche di striscio. Io posso lasciarla qua e lei sta qua fino a sera, neanche se ne rende conto. Ho assaggiato il salame di alce, non è male. Adesso assaggio quello di balena. Non è male neanche questo, è un gusto particolare, deve piacere. Qualcosa? I sottobicchieri bellissimi. Heia cosa vuol dire? Heya is here. Heia is welcome. Yeah, it can be that also, but Heya it's a name. It's this mountain. Ah, is the name. The best place in the world is here. Il miglior posto del mondo. Heia è il nome del posto, della località. Thank you, bye. Bye bye. Oh, sono arrivate altre motorazze. Ah, Germany. No, I see the flag. The flag is from the I don't know this flag. the Bundestag. Bundestag. Sachsen. Yes. This is from my city, Dresden. Dresda. Dresden, Sachsen. I see Dresda. Quando l'abbiamo vista Dresda? Nel 2000, in the 2070 in Dresda. Yes. Bye. Bye. Da Dresda hanno fatto qualche chilometro in meno rispetto a noi, però insomma dai, sempre una bella sgroppata anche dalla Germania. Anche questi insieme. Riprende a piovere e noi riprendiamo il viaggio. Anche ad Alta, questo è lo Scandic Hotel di Alta che si trova proprio di fronte alla Cattedrale della Luce, che è forse l'unica cosa bella di Alta. Super moderna, ispirata nel suo disegno alle aurore boreali che qui sono molto frequenti d'inverno. Ora non siamo in inverno, anche se la temperatura potrebbe indicarlo. L'ultimo tratto l'abbiamo percorso sotto la pioggia e con 10 gradi, io ho i piedi ghiacciati, le mani no, ma quasi. Da domani ci si mette il piumino sotto il completo. Eccola qua la nostra cameretta d'albergo, al 6° piano, altissimi, però un bel albergo, grande, organizzato. È il più caro di tutto il viaggio. Questa notte ci costerà 150 euro. Garage gratis per la moto. A Trondheim aver parcheggiato la moto in un garage privato a pagamento mi è costato 57 euro di 2 notti. Tra poco mi veniva a costare più il parcheggio della moto che la camera dell'albergo. Adesso una bella doccia calda perché oggi abbiamo preso freddo e poi andiamo a fare 2 passi ad Alta. Siamo proprio di fianco alla Cattedrale della Luce, andremo a vedere se è aperta, ma dubito perché chiudono tutte molto presto le chiese qua al nord. Ecco, stavamo uscendo per andare a mangiare qualcosa e ci siamo accorti che all'interno di questo hotel c'è un bellissimo ristorante a buffet. La cameriera ci ha detto perché eravamo tutti ingiacchettati pronti per uscire all'esterno, no? con la giacca. E allora Roberto ha risposto, lui voleva un savoir
Saguà. Per andare dove dobbiamo andare. Riprendendo un celebre film di Totò. E praticamente con 35 euro a testa si mangia al buffet. All you can eat, siccome sono affamato perché ho saltato il pranzo, adesso mi abbuffo come un vitello. Di pasta di broccoli. Prima un bel brodino caldo di crema di broccoli, che ne avevo proprio bisogno con sto freddo che c'è. E poi vediamo. Proseguiamo con una bella pasta fredda all'italiana. C'è un po' di tutto, carne, verdura, riso, pesce, anche cinzia. Continuiamo. Penso che per questa sera basti. Dicevi? Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi? Cioè, perché? No, finivo il discorso di domenica che nonostante questo, Nonostante tutti gli inconvenienti, siamo arrivati ad Alta, a 2 passi da Capo Nord. E domani è la grande giornata. Domani si arriva a Nord Cap. Ecco quella piccola figura incappucciata nera davanti all'hotel è Cinzia che sta telefonando a casa, mentre proprio qui di fronte all'hotel abbiamo questo capolavoro dell'architettura moderna, la Cattedrale della Luce di Alta. Giovedì 4 luglio siamo in partenza da Alta per Capo Nord. Finalmente il grande giorno è arrivato. Questa è sempre la stessa Cattedrale della Luce, l'abbiamo vista ieri sera con i nuvoloni, la vediamo stamattina con un po' di azzurro. Tutta un'altra cosa alla luce del sole, dai. Dalla Cattedrale della Luce passiamo alla mia luce. Eccola lì davanti a me, colei che mi ha sempre sostenuto e sempre lo farà, spero. Ecco che stiamo facendo rifornimento per la colazione di domani mattina a Nord Cap. Cinzia che finge di capire cosa le sta dicendo la cassiera, fa sempre di sì con la testa, annuisce. Siamo in partenza dall'hotel Scandic di Alta, con qualche minuto di ritardo. Dovevamo partire alle 9, sono le 11:25. Stamattina Fiammetta ha fatto dei nuovi capricci, non voleva saperne di partire. È proprio la pompa perché sento che non va in pressione quando giro la chiave. Allora, pensavamo che fosse finita qui, ma fatti 20 km ci siamo resi conto che il distributore di benzina più vicino era a 90 km e non ce l'avremmo mai fatta. E quindi torna indietro ad Alta, quindi torna indietro di 20 km e adesso facciamo benzina, quindi dopo siamo a posto fino a domani. Adesso prega Dio di partire perché sennò tedesco. È partita. Capo Nord ancora 197 km.
Eccola lì la prima renna del nostro giro. Beccata lungo il margine della strada, bisogna stare attenti perché queste che attraversano la strada di punto in bianco, quando meno te l'aspetti è meglio rallentare un po'. La renna in mezzo alla strada. Poverina è spaventata, ha cominciato ad accelerare, poi ce n'è un'altra là davanti. Sì, basta che non mi scorna. Questa Tirina, ecco la freccia. Corno rotto questa camera. Troppo forte. Eccoci arrivati a Skarsvåg. Questa è la nostra hytte, la casetta in legno numero 2. Stanotte dormiremo qua.
un freddo bestiale, 7 gradi con il sole. Comunque l'alloggio è confortevolissimo, c'è l'angolo cottura, tavolino, altro tavolino, il divano letto, purtroppo 2 letti a castello, ma volendo apriamo il divano letto e dormiamo qua. E poi c'è pure il bagnetto, ovviamente. Scarichiamo i bagagli e andiamo subito a Capo Nord, che dista 13 km da dove siamo qui alloggiati, e si trova sopra quella scogliera. Beh dai, siamo messi bene. Simpaticissimo, questo è praticamente un campeggio, perché oltre a questi bungalow, hitte, chiamiamoli così, qua li chiamano hitte, ci sono i posti per i camper, per le tende, però voglio vedere chi ha coraggio di venire in tenda qui con 7 gradi. Eppure eccole là, una bella tendona là e una tendina piccolissima là in fondo. Paesaggio spettacolare, siamo praticamente nel nulla, non ci sono alberghi, hotel, strutture ricettive, questa è l'unica, è la più vicina a Capo Nord, altrimenti bisogna andare più in giù, bisogna andare più lontano. Partiamo dal nostro alloggio, ultimi 13 km e poi siamo a Capo Nord. Temperatura 7 gradi, adesso siamo a 7, come promesso dalle previsioni del tempo di ieri. Sembra di essere su un altro pianeta, sembra di essere sulla Luna. Oh, sono i 13 km più lunghi della mia vita. Secondo me hanno un altro metro di misura qui in Norvegia. Mi sembra di averne fatti già 30. Oh, questo è quello che abbiamo incrociato prima, che era giù. Guarda fin dove è arrivato, pedalando. Troppo bello. Guarda che scogliera. A picco sul mare di Barents. Eccolo qua, Nordkapp. 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 Siamo arrivati! The end of the road!
eccoci sulla scogliera di Nordkap, 71 gradi, 10 primi e 21 secondi di latitudine nord. Una promessa portata avanti 21 anni. 21 anni fa ho detto ci devo tornare in moto ed oggi la promessa è stata mantenuta. Eccolo là, il mappamondo più famoso del mondo. È una barchetta piccolissima, con lo zoom digitale sono riuscito a beccarla. È quasi invisibile a occhio nudo da qua. Stanno pescando. Cosa stai facendo? Rubi i sassi? Sì. Non si può. Davvero? È proibito. Chi l'ha detto? Te lo dico io. Perché? Ce ne sono tanti? Ma se ognuno ne portasse a casa uno, ne resterebbero tanti lo stesso, dici? Sì. Che emozione essere qui 21 anni dopo, esatti, 21 anni e un giorno dopo. 2003, ore 3:30 del mattino, sono arrivato qua, del 3 luglio 2003. Oggi il 4 luglio 2024. Non è cambiato nulla in 21 anni. Hanno spostato solo il baracchino per il pagamento dell'ingresso. Qua c'è il monumento ai bambini che c'era già allora. Monumenti ai bambini di tutto il mondo. I soliti mucchietti di pietre, chissà se c'è anche quello che ho fatto io 21 anni fa, ma qua non mi sembra di averlo fatto, l'avevo fatto al Circolo Polare. E hai visto che è arrivato anche lui in bicicletta? Bonsoir. Français? Oui. Da Bordeaux? Tutto in bicicletta?
Bicicletta? No. Only to Bergen. I'm going to Bergen Ah. with a bicycle. Da and Bergen. after with the plane, with the flight. The flight. Oh yeah. Bravissimo, No, no. bravo. Bravo. It's too long, Complimenti. too long. Bye bye. Vai. Che forte di... Ed è arrivato in aereo a Bergen, ha detto. Poi ha preso la bicicletta ed è arrivato fin qua. Una bella sgroppata. Siamo entrati nel centro visitatori di Capo Nord e subito Cinzia si è fiondata come un fulmine all'interno del negozietto di souvenir. Addirittura con il cestino, ha intenzione di fare la spesa proprio. Ci sono troll, folletti, alberi parlanti, commesse vestite di nero, targhe di Nordcap da mettere sulle nostre automobili e l'adesivo immancabile che questo andrà ad adornare la nostra moto immancabilmente. Incredibile, è la prima macchina per caffè espresso che trovo in Norvegia. Di solito fanno sempre quella brodaglia che loro chiamano caffè. Finalmente un simil espresso, insomma. Siamo tornati al nostro Rurber, dove fa veramente caldo, si vede del mio non abbigliamento. Stasera è andata di spaghetti con cipolla, alici e peperoncino, già finiti, e in più nella patria del baccalà ho osato portare una scatoletta di baccalà mantecato dall'Italia e ce lo siamo magnati, anche perché da quando siamo qua in Norvegia, patria del baccalà, però non ho ancora visto un ristorante dove fanno baccalà. Saremo fuori sto libro. E quindi ci arrangiamo. Sono le, che ore sono? 22. Sono quasi le 23 e fuori c'è ancora un sole bestiale. Giornata spettacolare. Se non fosse stata rovinata dal sottoscritto, anche oggi una semidisgrazia. Tornando da Capo Nord mi sono reso conto che non avevo più gli occhiali da vista addosso. Allora torna indietro, rifai 13 km, rifai tutto il percorso a ritroso, trovato niente. Probabilmente mi sono caduti nel piazzale dove avevo parcheggiato la moto. Questi che ho adesso sono quelli di riserva, quelli da 2 euro insomma. Ho perso un paio di occhiali da 800 euro con lenti progressive fotocromatiche e montatura Ray-Ban. Avanti così, avanti, se va sempre avanti, non ci scoraggiamo, sempre avanti. Anche perché è rimasto poco da Quando perdere. il destino ormai. avrà finito di accanirsi contro di noi, allora
Speriamo che riusciamo a gustarci questa vacanza. Anche oggi comunque viste cose spettacolari, paesaggi fantastici. Mi consolo con una birretta del Nordland e passo e chiudo. Mezzanotte passata, quella alla scogliera di Capo Nord, incappucciata da un fronte nuvoloso che purtroppo copre anche il sole, però all'orizzonte si vede che c'è ancora, è ancora là il sole di mezzanotte. È venuta giù una leggerissima pioggerellina e subito si è formato l'arcobaleno. È mezzanotte e mezza. Venerdì 5 luglio 2024. Siamo ancora a Capo Nord, o meglio Skarsvåg, alloggio nel bungalow Hitte Rurber, chiamiamolo come vogliamo. Facciamo stamattina colazione a base di pane, Nutella, succhi di frutta trovati qua, latte con cioccolato trovato qua, e chi più ne ha più ne metta. Tra poco partiremo, destinazione Saariselkä, Finlandia, 400 e rotti chilometri, sempre fiammetta permettendo, sempre se la moto ha voglia di andare in moto. Siamo in partenza da Skarsvåg, sono le 10:30, mezz'ora di anticipo sulla tabella di marcia, direzione Finlandia. Fiammetta non ha fatto i capricci, stamattina è partita il primo colpo, speriamo bene perché durante il tragitto dovremo pure fermarci, dovremo pure fare qualche sosta. Che Dio ce la mandi buona e così sarà fino alla fine del viaggio. Adesso si ritorna in Italia un po' alla volta, comincia il lungo viaggio di ritorno, abbiamo percorso finora 6.450 km, in realtà sono molti di meno per arrivare a Capo Nord, però abbiamo zigzagato nel sud della Norvegia e quindi abbiamo fatto molta più strada rispetto al previsto. Nonostante le nuvole, giornata molto più calda, ci sono 16, adesso c'erano 16 gradi, adesso sono diventati 17 contro i 9 di ieri, con una punta di 6 gradi tornando giù da Capo Nord, ho rilevato 6 gradi. Bene, avanti sempre. Poi è incredibile come in posti incontaminati come questi ci possono essere schifezze del genere. Siamo a Henningsvåg, a 20 km, 35 km da Capo Nord. Eccola qua, tranquilla, in mezzo alla strada, come se niente fosse. Ciao Renna! Pausa pipì. Ma adesso la vera domanda è: ripartirà o non ripartirà? Perché ogni volta che si spegne abbiamo l'ansia di chiederci se ripartirà. Vediamo, proviamo. Aspetta, sentiamo. Si dovrebbe sentire il sibilo della pompa. Tasi. Non parte. È partita. Vedi? Che avevo ragione. Quando non fa il sibilo, lei è partita perché ha consumato quelle 2 gocce di benzina che c'erano ancora negli iniettori e basta. Andata.
Dio. Ecco, percorsi poche centinaia di metri e adesso si ferma anche in corsa, prima non lo faceva mai e temo che siamo alla frutta, non vuole più saperne. Adesso siamo fermi davanti a sta abitazione, la proprietaria ci ha visti, ha detto che ha un amico meccanico che lo avrebbe chiamato, speriamo bene. Siamo a pochi chilometri, un centinaio di chilometri dal confine con la Finlandia, ancora in Norvegia però. Ecco, questa signora gentilissima ha chiamato l'amico, ha detto che sta arrivando, ci ha fatto anche accomodare in casa sua, c'è questo bellissimo cagnolino, molto affettuoso. La meta l'abbiamo raggiunta, che era Capo Nord. Ora però bisognerebbe arrivare a casa. Vacca boia.